Mi ha fatto la domanda di partecipare e mi sono sentita proprio una scossa di adrenalina e non ho collegato mente, cuore, mente. Mi è uscito un sì. Allora, in quel momento non ho pensato 2 volte, per dire la verità. E ho detto sì, vado lì, metto il mio contributo, così che se riesco a fare sicuramente sarà qualcosa per queste persone. In quel momento, per dire la verità, non ho pensato neanche ai miei figli. La risposta comunque è venuta dal cuore di per sé, sì, aiutiamo. Volevo essere d'aiuto. Mi ricordo quando per la prima volta con i colleghi abbiamo proposto l'idratazione, che per noi della residenza sembrava una cosa scontata, mentre quando abbiamo dato il succo di frutta, abbiamo offerto le bevande, tutti i pazienti ci hanno chiesto cosa stavamo festeggiando, se c'era un compleanno, se c'era una festa, cosa stava succedendo. Cosa che una signora quando l'ultimo giorno mi ha salutato mi ha detto, mi ha fatto fare una promessa, diciamo, è stata una cosa nostra, e che intanto lei mi riconosceva, come hanno detto anche gli altri, dallo sguardo, e lei diceva che sorridevo con gli occhi, come tanti di noi, e mi ha fatto promettere di quando mi toglievo tutto, di comunque quando tornavo di essere me stessa, di dare fuori quello che riuscivo a dare tutta coperta. Umanità, amore, Paura, coesione, famiglia. Unicità, perché credo non ci possa essere nulla che si può ripetere in questo senso. Squadra e umanità. Umanità, verso il prossimo. Difficoltà, umanità e lavoro di equipe. Per me sicuramente famiglia, sia per gli ospiti che comunque sono entrati e anche tra di noi che non ci conoscevamo. Spontaneità, perché comunque tutti i problemi che ci siamo trovati davanti, tutte le situazioni le abbiamo affrontate ognuno per come è. Paura, lavoro di equipe e grande collaborazione tra colleghi. Unicità del momento, coesione e crescita.